Pennellate d'autismo nasce essenzialmente utilizzando la passione per l'acquarello a livello internazionale, perché gli artisti sono di vari paesi del mondo. Questo insieme di artisti, questa partecipazione crea un calendario. Questo calendario ha due livelli: per le vendite e per raccogliere quindi fondi, e per le mostre, per poter vendere gli originali. Questo sostanzialmente, in brevissime parole, cos'è il calendario Pennellate d'autismo, con tutti acquarelli dipinti con il colore blu, quindi il colore dell'autismo. Progetto nato per sensibilizzare e soprattutto, io dico, per supportare tutte le famiglie blu, perché il tema dell'autismo è sempre più frequente, perché ogni 77 bambini nati uno è autistico, quindi è una realtà che sta coinvolgendo in maniera molto determinante la nostra società, perché questo tema riguarda i bimbi e le loro famiglie per sempre, perché dall'autismo non si guarisce, non esiste una cura, ma esiste un modo di dare un supporto. Quindi noi vogliamo dare un supporto di tipo sanitario formativo e un supporto alle famiglie blu, in maniera tale che anche loro possano avere dei momenti di tranquillità, perché questi bambini hanno comunque una necessità costante sempre di una persona vicina. Quindi non è un qualcosa che si conclude a fine giornata o dopo alcune ore, c'è sempre la necessità costante di stare con loro. È una patologia a molti purtroppo ancora sconosciuta. Noi l'abbiamo conosciuta attraverso il lavoro del Lions Club La Rotonda, che l'anno scorso per primo ha affrontato il problema. Mi sono resa conto che è un problema importante che coinvolge tantissime persone, e come Lions ci prendiamo l'impegno come distretto di aiutare il Lions Club La Rotonda a diffondere questo service, perché il nostro motto è We Serve, quindi noi dobbiamo servire chi ha bisogno di qualcosa. Il motto è quello del suo distintivo, che è Together We Can, insieme possiamo, il che vuol dire che da soli facciamo qualcosa, ma più ci uniamo, più mani abbiamo, più persone possiamo servire, più soddisfatti saremo, e sempre con il sorriso sulle labbra.